Veneto regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, anzi assieme in un'unica regione. È la proposta che arriva dal primo cittadino di Mogliano, Giovanni Azzolini, che ha scritto ai sindaci delle due regioni invitandoli a deliberare la fusione. Il Friuli Venezia Giulia tratterrebbe lo stesso gettito fiscale, ma ne aumenterebbe il PIL. Ne deriverebbe inoltre un dimezzamento del numero dei consiglieri ed un risparmio dei costi della politica. Una vera svolta sulla scia dei proclami indipendentisti che arrivano dal Veneto, che provoca le prime reazioni. Per alcuni la proposta è positiva. Se questo può portare a qualcosa di costruttivo e positivo sia per il Veneto che per il Friuli Venezia Giulia, ben venga. Qualsiasi cosa che possa creare migliorie alla condizione attuale che stiamo vivendo penso che sia utile. Qua la situazione, anche quelli del posto fisso non si rendono conto che è drammatica veramente, e io sarei veramente positivo a tutto questo. Magari questo risolleverebbe un po' l'economia, un po' il lavoro, cioè magari ci sarebbe un po' meno crisi di adesso. Più grandi si è, secondo me, meglio è. Ma c'è anche chi invece si dichiara contrario o all'oscuro dell'iniziativa. Non penso che sia una cosa buona, per niente. Anzi, io avrei mantenuto le province e eliminato le regioni. In Italia siamo come loro, più di loro, anche nel Friuli Venezia Giulia. Non vedo di andare a fare, no, assolutamente. Penso che siano delle utopie, ma così è una mia personale impressione, insomma. Non ho le cognizioni opportune per rispondere in maniera adeguata.